È tutto pronto per la seconda batteria del trofeo Croce Rossa italiana. Vi ricordo 4. I primi 4 andranno in finale. Lo schieramento d'Archangel Fee, Azkaban Font, Desdemona Ross, Zemellino, Bonnie Spritz, Castiglione in prima fila, Amore Stecca, BB MTT, Venusia Jet, Blue Dancer, Chopin Griff e Celi Egral in seconda. Corsa piuttosto incerta, non c'è un vero e proprio punto di riferimento, ci sono 3 o 4 cavalli molto seguiti, ma la corsa è decisamente aperta. Vediamo le fasi di lancio con il tentativo di Desdemona Ross di assumere l'iniziativa. All'esterno però è molto veloce anche Bonnie Spritz che va a chiedere strada, sbaglia però all'attacco della piegata. Numero In seconda 7, posizione Amore si sistema Stecca, così squalificato. Zemellino, precedendo d'Archangel Fee, più indietro Castiglione, mentre all'esterno c'è Chopin Griff che ha colto un'ottima partenza dalla seconda linea. E ora però Ripetiamo, numero scoperto 7, Amore all'esterno. Stecca, squalificato. 400 iniziali che se ne vanno in 31,5. Chopin Griff risale gradualmente, raggiunge Zemellino in seconda posizione e punta su Desdemona Ross. Al largo c'è anche Castiglione che forma una seconda pariglia e si trascina Venusia Jet 600 in 48,1. Numero 5, Bonnie Spritz, La squalifica intanto per squalificato. Bonnie Spritz davanti alle tribune, situazione tattica invariata, guida Desdemona Ross, mentre all'esterno Chopin Griff comincia ad intensificare la propria azione. Alla corda è sempre Zemellino, poi d'Archangel Fee, percorsi esterni anche Castiglione, non cambia niente tatticamente neanche a 700 dal palo, tanto che il chilometro iniziale viene completato in 1:19,4 in tutta tranquillità da parte di Desdemona Ross. Chopin Griff all'esterno, alla corda c'è Zemellino, poi Castiglione ed Archangel Fee in pariglia, Castiglione esterno e d'Arcangelo alla corda, 400 scarsi al palo ora con frazione in 15. Si mantiene in vantaggio Desdemona Ross che controlla Chopin Griff, alla corda è Zemellino, poi Castiglione che accenna la terza ruota, anticipato sempre da Chopin Griff, completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo. Chopin Griff va all'attacco nuovamente di Desdemona Ross che tenta la difesa, ma nel finale passa nettamente Chopin Griff, cala Desdemona. Chopin Griff viene a concludere facile su Castiglione, terzo posto per Venusia Jet, mentre per il quarto c'è da verificare se Zemellino sia riuscito a salvarsi. E da rivedere quindi per il quarto posto, mentre la vittoria non sfugge a un Chopin Griff davvero molto molto intonato che Michele Bechis porta a un primo piano nettissimo per conto di Alessandro Raspante. Scuderia B&B, andiamo a rivedere. Secondo posto per il numero 6 di Castiglione, al terzo dovrebbe essere Venusia Jet, al quarto Zemellino. Questi 4 finalisti ancora in via ufficiosa, ovviamente aspettiamo l'ufficialità della giuria. La vittoria, non dovrebbero esserci dubbi, per Chopin Griff e Michele Bechis.